Una campagna di comunicazione dal messaggio forte: sono un volontario, non un assassino, una petizione da firmare su change.org e una manifestazione. Sono queste le iniziative che Umpli Veneto sta programmando per dichiarare la sua vicinanza alla Proloco di Refrontolo in provincia di Treviso, il cui presidente è stato recentemente rinviato a giudizio per la tragedia del Molinetto della Croda, che il 2 agosto del 2014 è costata la vita a 4 persone. Il comportamento di Walter, lui, quello che ha fatto è quello che avrebbero fatto tutti i presidenti di Proloco, ma non solo, avrebbero fatto qualsiasi persona a fare un piacere, a dire vi lascio sì qua che possiate mangiare assieme sotto un tendone, cioè una cosa normalissima, e per questo uno non può essere accusato di omicidio colposo plurimo, è una cosa che non ha nessun significato. Le misure a sostegno della Proloco di Refrontolo sono state enunciate nel corso dell'Assemblea delle Proloco Venete riunite a Villa Cordellina Lombardi di Montecchio Maggiore in provincia di Vicenza. I temi sul tavolo, oltre a quello delle responsabilità civili e penali dei volontari, sono stati la costruzione di una governance comune e la presentazione del bilancio delle attività svolte nel 2016. Noi abbiamo tanti progetti in cantiere che portiamo avanti con la Regione e con tanti altri soggetti. Oggi li presenteremo e inviteremo le Proloco sempre più, ma non ce n'è bisogno, a essere presenti, partecipare, eccetera. Siamo come Proloco del Veneto una squadra forte, siamo 540 Proloco con 7 comitati provinciali, con 43 consorzi di Proloco, tutte le Proloco aderiscono a un consorzio e 60.000 soci. Siamo una squadra perché il pericolo è che questo volontariato oggi con tutto quello che succede rimanga deluso, ed è importante che le istituzioni e la società invece sostenga in maniera forte il volontariato. Oggi la mission delle Proloco sicuramente è sempre più rafforzata verso un supporto ai servizi turistici che vanno appunto dall'accoglienza e informazione turistica a quello che riguarda proprio l'aspetto della promozione e della valorizzazione dei siti. Lo facciamo attraverso diversi ambiti, e quindi dalla visita all'aspetto della promozione a quello che riguarda la valorizzazione anche degli eventi e del patrimonio immateriale, che è un elemento del prodotto turistico che oggi sta guardando sempre più all'aspetto della valorizzazione turistica, perché effettivamente i turisti vogliono qualcosa anche dal punto di vista dell'animazione, oltre che dal mondo culturale. E se il ricco calendario di appuntamenti organizzati dalle Proloco entra nel vivo proprio ora con l'arrivo dell'estate, è già in fase di avanzata programmazione la 9ª edizione della grande rassegna invernale Spettacoli di Mistero. Come sempre il festival nasce con questa vocazione di valorizzare le storie, le leggende, i misteri delle località nei luoghi stessi dove appunto questi miti presero vita. E quindi noi abbiamo diverse forme di spettacolo, da veri e propri spettacoli teatrali, rappresentazioni in costume, rievocazioni storiche, visite guidate, presentazioni di libri, giochi per bambini, che ci parlano di luoghi misteriosi, di personaggi curiosi della nostra storia, di misteri, di miti, e delle figure dell'immaginario veneto, orchi, strighe, anguane, salvanei, massarioi, e il tutto appunto nei luoghi più belli. L'incontro ha rappresentato l'occasione anche per consegnare i proventi della raccolta a Fondi Pro Terremoto, che ha messo a disposizione del comune di Castel Sant'Angelo sul Nera, in provincia di Macerata, quasi 30.000 euro per la ricostruzione di una casa di riposo. C'è bisogno di tanti soldi per fare una casa di riposo di questo tipo. Abbiamo fatto dei piccoli progetti con il sindaco e siamo intorno a 1 milione e qualche centinaio di euro per una casa di riposo per circa 30-35 unità, e quindi andremo a metterla lì. C'è da scalare molto e da fare molto.